alcune cose le fanno. Eccoci qua, siamo ritornati in studio. Io ho tolto la parola, stava dicendo un po', anzi introducendo il discorso delle pensioni, no? Sì, certo. Sì, stavo dicendo appunto che noi come pensionati siamo molto insoddisfatti di questo momento, pur tenendo conto delle difficoltà che ci sono oggettive. Che ci sono, cioè sappiamo anche noi che il contesto è quello che è, però noi riteniamo che ci sono delle rivendicazioni, delle aspettative che si sono create tra i pensionati che vanno prese in considerazione. Adesso ne venivano ricordate alcune anche dai messaggi, insomma, cioè che c'è una perdita del potere d'acquisto delle pensioni molto forte, è un dato di fatto. E quindi serve, come veniva ricordato anche prima, riprendere in mano questa questione. Tanto è vero che noi chiediamo una cosa che potrebbe dare una boccata d'ossigeno. Tra le rivendicazioni che facciamo è quello della 14ª, cioè di innalzare il tetto della 14ª, portarlo dalle attuali 1.000 e rotti euro, portarlo ai 1.500 euro. Questo darebbe una bella boccata d'ossigeno esatto, sì. Ai pensionati, no? Ma, è una delle nostre rivendicazioni. Ma non ci sono soldi? Chiaro, a noi viene detto non ci sono soldi, davvero non ci sono soldi? Poi ci sono le scelte, chiaro, noi pensiamo che possiamo dentro le varie manovre riuscire a trovare le risorse per questa nostra rivendicazione. Se poi vediamo tutti gli sprechi che vengono fatti, il discorso esatto, soldi, cioè la possibilità di fare questa richiesta c'è, ci sono, volendo, se si trova la volontà, con la volontà i soldi, le risorse per fare questo tipo di operazione ci sono. E sarebbe una bella boccata d'aria che va a toccare una fascia di pensioni che sono le pensioni da lavoro, perché questo va ricordato. La 14ª viene erogata in base a dei criteri in cui si tiene conto dei contributi versati. Quindi è anche un riconoscimento a chi ha versato contributi durante tutta la sua vita lavorativa. Assolutamente. Quindi prendiamo, come dire, due piccioni con una fava, come si dice. Ecco, questa è una delle richieste che noi stiamo avanzando col governo. Adesso, con l'apertura dei tavoli, speriamo di poterla rimettere all'ordine del giorno. Ecco, qualcosa da aggiungere? Sì, che la piattaforma, c'è anche una slide che eventualmente possiamo... Qual è? Quella successiva delle pensioni inverno? Questa qui, quella gialla. Quella sì. gialla, l'ultima, di fatto è l'ultima. Che sono le nostre richieste, che sono appunto il ripristino di un sistema di rivalutazione delle pensioni per tutelare il potere d'acquisto, tenendo conto anche del paniere, perché è vero che il paniere con cui si calcola l'inflazione c'è dentro il telefonino, ci sono dentro le tecnologie, ci sono dentro, ma i consumi dei pensionati sono consumi che si rivolgono ad altre prestazioni, per cui nel tempo questa cosa ha determinato una condizione di minore copertura delle pensioni. E la richiesta di un recupero che avevamo concordato con il precedente, con il governo, non quello giallo-verde, con quello precedente, che si doveva rivedere il montante di ricalcolo delle pensioni per recuperare una parte della perdita del potere d'acquisto dal blocco Fornero in poi, l'allargamento appunto della 14ª per poter realizzare una risposta a fasce medie-basse delle pensioni, e poi la separazione fra previdenza e assistenza e la riduzione della tassazione, oltre alla richiesta sulla non autosufficienza. Va aggiunto che anche questo ha ragione lei quando dice che effettivamente non vengono rese date informazioni corrette rispetto alle cose che facciamo. L'iniziativa che noi abbiamo fatto di mobilitazione ha consentito di ripristinare, nella legge c'è questa cosa, le due commissioni che avevamo concordato e che il precedente governo non ha voluto dare atto, sulla questione della previdenza nel nostro Paese, che sono quelle di verificare questo meccanismo, di modificare il meccanismo di aumento dell'aspettativa di vita, che fa aumentare fino a oltre i 70 anni l'aspettativa di vita,
con un riferimento alle attività lavorative, perché fare il muratore è una cosa diversa da fare eccetera, e quindi stabilire per tutti che l'età è 67 anni è una cosa assolutamente sbagliata, e quindi c'è questa commissione che è stata fatta e finalmente viene istituita con la legge finanziaria anche l'altra commissione su cui noi insistiamo da anni, della separazione fra la spesa assistenziale e la spesa previdenziale, perché quando si va in Europa si dice che le pensioni in Italia costano il 15% del PIL. Non è vero, perché il 4-5% è spesa assistenziale che non può far carico alla previdenza, quindi questa separazione deve determinare la condizione di avere un riferimento anche rispetto alle scelte che vanno fatte in prospettiva sulla previdenza e sulle pensioni attuali, quindi quelle future e anche quelle attuali. Si deve tener conto di che cos'è previdenza e di che cos'è assistenza, e queste due commissioni sono state conquistate giustamente, come abbiamo detto prima, siccome dicono ci sono i soldi, le richieste che avrebbero dato qualcosa immediatamente ai pensionati, la 14ª, una rivalutazione più favorevole eccetera, queste non sono state concesse e per questo continua la nostra mobilitazione, però alcune cose le abbiamo portato a casa che riguardano la prospettiva, come queste due commissioni. Dovete dirlo voi a questo punto. Non lo dice nessuno purtroppo. Neanche il governo che ha fatto questa scelta e che quindi ha risposto a una parte delle nostre richieste, neanche nessuno l'ha detto, però nella legge ci sono i due articoli che stabiliscono, e fra l'altro, come noi abbiamo chiesto, stabiliscono che quelle due commissioni devono terminare i lavori entro il 31 dicembre di quest'anno. Quindi hanno un anno al massimo di valutazione e di determinazione di scelte che devono entrare poi nella legge finanziaria successiva. Questo è un fatto importante perché era da anni che noi chiedevamo questa cosa e finalmente è stata inserita. Certo, questo non dà niente immediatamente, ma nella prospettiva dà la condizione di affrontare in termini diversi il tema della previdenza e delle pensioni, ripeto, delle attuali e delle future. Assolutamente. C'è un messaggio che è arrivato prima che volevo leggere, vediamo un attimo se lo possiamo rimettere in onda, secondo, così lo possiamo commentare. Perché parliamo delle possibili soluzioni quando è evidente che il problema è un altro, incapacità e malafede? Questo dobbiamo risolvere prima, altrimenti è come parlare ad un muro. Ma se dopo 20 anni che parlo su di un muro di gomma dovrei capirlo. Ma quanto veramente pare assurdo, però sul serio tante volte diciamo o sono incapaci di intendere di volere o c'è veramente malafede, perché certe cose sono talmente tagli da certe parti dove vengono fatti degli sprechi, oppure abbiamo un sistema talmente colluso con la mafia, con la delinquenza, che non abbiamo nessuna speranza, come tanti dicono, l'Italia è un paese senza speranza, cioè allora i giovani hanno ragione a scappare, gli anziani idem, e restano dentro soltanto i mezzi. Noi facciamo il nostro lavoro come di sindacato, quindi noi portiamo avanti le istanze che riguardano appunto le persone, i diritti dei lavoratori e più in generale delle persone. Però abbiamo un problema, c'è un continuo cambiamento di governo, ogni anno, ogni 2 anni cambia il governo, ogni governo intende mettere la sua, come dire, caratterizzarsi a modo suo e questo ci porta ogni volta al nuovo interlocutore, riprendere le questioni, riprendere in mano. Chiaro che noi continuiamo, noi non ci fermiamo perché è la nostra forza, come dire, sappiamo di essere a parte della ragione, dobbiamo difendere persone più deboli in particolare e quindi continuiamo sotto questi aspetti. Ecco, per cui a volte dico, ma voi dite sempre le stesse cose. Non è che diciamo sempre le stesse cose, noi diciamo le cose che riteniamo che bisogna difendere e continuare a difendere. Quindi quando parliamo... Perché se non lo si fa poi finisce nel nulla. Esatto, cioè poi non è che se stiamo zitti le cose migliorano, peggiorano semmai. Quindi è chiaro che noi dobbiamo mantenere il punto, dobbiamo continuare, dare delle prospettive alle persone, dare delle prospettive alle persone. E poi le cose piano piano noi, come dire, passetto dopo passetto pensiamo anche di riuscire a migliorare una serie di condizioni che fanno star male le persone, insomma. Quindi quando parliamo delle tasse, noi diciamo, come dire, diciamo una questione molto semplice, insomma, guardate che chi evade le tasse toglie servizi alle persone, quindi una lotta seria all'evasione fiscale
dopo fa star meglio tutti, fa star meglio il paese, e quindi è una questione, noi non diciamo, il sindacato non vuole che le persone paghino più tasse, assolutamente, è un'assurdità. Noi diciamo che le tasse devono pagare tutti, perché questo è l'unico modo per cominciare un risanamento di questo paese. La sanità deve restare pubblica, perché a volte noi pensiamo a modelli americani qua e là, ma guardate, oggi una persona che sta male va in ospedale, viene presa in carico, viene curata, è un bene prezioso da salvaguardare, e questo avviene grazie anche e soprattutto grazie alle organizzazioni sindacali. Ci sono dei beni preziosi in questo paese che noi dobbiamo preservare, ed è da questo che noi dobbiamo partire. Adesso, ad esempio, noi abbiamo fatto uno dei nostri punti qualificanti la questione della non autosufficienza. Volevo arrivare a toccare infatti questo aspetto qui. Perché diciamo questo? Non c'è governo, non c'è studioso, non c'è persona che non dice che dal punto di vista demografico questo paese sta invecchiando. E sono dati reali, non è che siano, cioè sono dati oggettivi. Ma allora, se tutti concordiamo che stiamo invecchiando, dobbiamo anche, metterci in grado poi di fare delle leggi per aiutare le persone, perché si invecchia per nostra fortuna, ma invecchiando nascono una serie di problematicità sulla salute, sullo stile di vita, su una serie di robe. Quindi mettiamoci, armiamoci di conseguenza. Assolutamente, adesso fate una serie di quindi è quello che noi stiamo chiedendo. Anche perché questa cosa della non autosufficienza oggi pesa sulle famiglie. Sulle famiglie. Chi ha un'autosufficienza in casa ha un problema grossissimo, diventa drammatico e rispetto ai servizi che ci sono e rispetto ai costi. Quindi affrontare questo tema non è un problema solo delle persone anziane, è un problema della società, di un sistema della società, ma anche del mondo del lavoro, perché proprio parlavo con un'imprenditrice, cosa che magari uno non ci pensa, proprio un paio di giorni fa, e mi raccontava che lei aveva una piccola azienda, dipendenti donne per sua scelta, eccetera, così. Lei ha detto: io adesso ho questo problema, una in maternità e ci sta. Una che ha il marito che ha avuto una patologia invalidante, per cui lei ha il bambino, il marito deve stare e un'altra che ha la madre e il padre che deve fare il caregiver. Allora, e lei dice, mi hanno chiesto la 108, cos'è? 104. La 104, mi ha chiesto la 104, ho detto, io sono in crisi, come azienda sono in crisi perché i punti focali mi vengono a mancare. Allora dice, queste persone che sono anziane, che invalidano, che richiedono poi determinati supporti, se lei non ha uno stipendio sufficiente per poter provvedere con una badante della situazione, si deve dedicare, ma viene meno al lavoro, quindi mette in crisi l'impresa non può assumere un'altra persona, cioè è un sistema che c'è un problema che riguarda le famiglie, in particolare le donne, perché quando hanno 40 anni c'è il problema dei figli, quando hanno 50 c'è il problema dei genitori, e quindi la donna è in una situazione tale che si trova a farsi carico di un problema sociale che riguarda le nuove generazioni, ma anche le generazioni passate. Pur pagando tutte le tasse e tutto quanto. Quindi c'è un problema che... Torniamo su questi temi, assolutamente. C'è un messaggio, così lo leggo al volo, poi andiamo di corsa in pubblicità. Vi ricordo che la storia insegna: ogni diritto acquisito dal popolo è stato acquisito con fatica e molto sangue. Ora non vedo né l'uno né l'altro. Forse è per questo che li stiamo perdendo. Troppo benessere rende degli spettatori inermi. Okay. Da tenere conto che lo commentiamo dopo la pubblicità? Sì, Dai, dopo la pubblicità lo commentiamo insieme, tra poco. Va bene.